Amici bellini, ci guardiamo negli occhi, parliamo con qualità, ma qualità solo video. Parole di Spalletti, voi avete dormito, io no. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, io spero che tutto funzioni bene. Ancora ho dei problemi, vedi, se poi mi avvicino, guardo di là, guardo nell'anima, il Vesuvio, l'anima del Vesuvio. Benvenuto Shadow, proprio in italiano, Shadow 89, ultimo iscritto. Tutti gli ultimi iscritti, io non so nemmeno se tutto però ci sto lavorando sicuramente, e insomma veramente utilizzerò tutte le vacanze di Natale per imparare questo nuovo sistema. Non è facile, io sono un abitudinario, devo controllare quello che ho prodotto, quanti chili pesa e se ce n'è pericolo per l'ascensore. Più che le parole di Spalletti, voi lasciate il like, lasciate un attimo il like, non per me, non per la qualità della camera, ma per Polly. Lasciate il like per Polly, che mi ha mandato questa fotografia che vedete alle mie spalle, magari. Non lo so, se un po' di paura di guardare nella camera, ma poi imparo. Tazze, eccetera, eccetera, e bicchieri. Più che le parole di Spalletti, che è stato molto breve, e quindi veramente non saprei, sono più le parole di Gulam che vorrei analizzare, perché ho trovato quelle di Spalletti in intervista, poi Spalletti in conferenza, e poi parole di Gulam in intervista. Andiamo per ordine, perché sono ancora un po' sconvolto. Voi magari ci avete dormito su e quindi avete un'impressione, vi siete fatti un'idea. Io ho guardato un pochino l'editoriale di alcune trasmissioni, altre cose, insomma non faccio nomi perché non mi sembra il caso, però ci sono anche opinioni molto diverse tra loro, anche sulla valutazione dei giocatori, di firme importanti, insomma, della stampa, e quindi avranno ragione tutti, avranno torto tutti. Noi dobbiamo parlare, noi dobbiamo ascoltare Spalletti, e questa volta lui dice sì, si comincia dal fatto De Laurentiis è entrato, colloquio, no, De Laurentiis, il brindisi con la squadra, nessun colloquio, t'hanno informato male, e t'hanno informato male. Poi voi volesse sapere che significa il brindisi con la squadra quando perdi con lo Spezia in casa? Cioè, che dovrebbe fare De Laurentiis? Capisco, sì, magari vi eravate organizzati, avete preso una bottiglia, che fai? Però dopo in conferenza ci dicono che è passato negli spogliatoi per sostenere, sostegno che aiuta perché i giocatori erano depressi, e quindi il sostegno del presidente aiuta poi alla reazione che ci sarà. Non lo so, cioè, il brindisi, avete fatto una buona parte di stagione, come ci dice anche Gulam. Sono sconvolto anche di questo. Vabbè. Comunque noi non siamo stati bravi a chiudere, ad entrare nello spazio dello Spezia, lo spazio che facevano molta densità centrale, va bene. Poi secondo me, quando gli chiedono di Mertens e ci conferma che è stata una scelta tecnica, noi poi più tardi facciamo anche il video di approfondimento tattico con la lavagnetta, perché non mi bastano le parole di Spalletti questa volta, non mi bastano affatto. Lui dice è stata una scelta tecnica, volevo più fisicità là davanti, volevo mantenere l'equilibrio per non esporci poi ad eventuali contropiedi. E insomma ragazzi, il messaggio è stato chiaro, si è cagato sotto di prendere il contropiede dello Spezia, che ci sta come ragionamento, perché lo Spezia te lo può fare il contropiede, anche se a tutti gli effetti sembravano proprio essere venuti perché l'ultima partita, perché erano costretti dal calendario, una squadra che fa 0 tiri in porta e che porta a casa 3 punti dal Maradona. Addirittura Paolo De Gene a un certo punto dice metti Anghissà in difesa, e sembra una provocazione, no? Perché lasci Mertens, arretri Zielinski, cosa che vi avevo detto io ieri in live. A proposito, se non ve la siete vista, adesso abbiamo un po' di giorni a disposizione, la live di ieri è cruciale. È cruciale, vi consiglio di recuperarvela. Insomma, metti Anghissà in difesa non è tanto una provocazione, perché tanto loro non avrebbero attaccato nulla, non attaccavano. Metti Anghissà in difesa, togli Juan Jesus, metti Anghissà, scala Zielinski, lasci Mertens così. Spalletti invece ha avuto paura,
Ma questa è la sensazione che ci dà a me, che dà a me e che evidentemente ha dato anche alla squadra. Abbiamo bisogno di riposo e questo non c'è dubbio. Poi insiste che manca Osimhen. Quando purtroppo questo entra in contraddizione con quello che ci ha detto finora. Noi non ci manca niente, le assenze non devono essere un alibi, e adesso mi parli che ci manca fisicità, che abbiamo appena recuperato Anghissà, che senza Osimhen noi abbiamo un solo stile di gioco, ma quel solo stile di gioco può anche funzionare. Andiamo avanti. Si guarda avanti e dietro, glielo chiedono, e poi in conferenza, tra l'altro c'è solo Gorini, dura 3 minuti. Io poi anche questo vorrei chiedere agli addetti ai lavori, ma come funziona? Perché alcune partite al San Paolo, alcune partite in trasferta si possono fare le domande, ci sono molti giornalisti, ed altre invece no, le fa solo Golini come fu da protocollo Covid, no? Tutte le domande vengono raccolte e le fa solo uno. Perché non ci sono domande degli addetti ai lavori nostri e deve parlare Ugolini? Non capisco. Chi lo stabilisce? Lo stabilisce Spalletti, lo stabilisce Lombardo, Baldari, Formisà? Chi lo stabilisce? Io voglio sentire più domande. Io voglio vederlo in difficoltà, voglio sapere nello specifico. E insomma, è un momento particolare, ci dice, i giocatori fisici si ricorda, e quindi per questo lui mette Petagna, perché aveva visto equilibrio e voleva mantenere quell'equilibrio. E ADL è passato per sostenere, ciao, finita la conferenza. Ci possiamo più soffermare sulle parole di Ghulam, dove ci dice, prima di tutto, un po' di energia mentale a Milano l'abbiamo spesa, ma ci è già successo. Ghulam è senatore, Ghulam sta con noi da tanti anni, ci è già successo in passato. Poi parole sibilline, l'obiettivo, dobbiamo poi rimetterci a lavorare eccetera eccetera per l'obiettivo, che è quello che vogliono i tifosi, che è quello che vogliamo noi, che è quello che ci ha chiesto la società. Attenzione, i tifosi vogliono una cosa, i giocatori probabilmente vorrebbero la stessa cosa che vogliono i tifosi, ma l'obiettivo della società è la Champions, non è mai stato lo scudetto. Mai, e Spalletti ce l'ha anche ripetuto. Siamo il Napoli, di conseguenza i giocatori che vengono a giocare sanno che vengono a lottare per il vertice. Ghulam, c'è un problema di lingua? Cioè, il vertice che significa? Stare tra le prime, lottare per le prime posizioni o lottare per lo scudetto? Perché altrimenti ci mancano dei tasselli fondamentali. ADL entra negli spogliatoi e dice che la sconfitta ci sta, parole di Ghulam, ma non sta sta sconfitta, non ci sta, non ci può stare questa sconfitta, che abbiamo fatto una buona parte di stagione, prima parte di stagione, e poi dopo gli auguri di Natale. Anche per rispetto dei tifosi dobbiamo essere dispiaciuti. Fausi, e per rispetto nostro, o siete dispiaciuti veramente? E poi, grande onestà finale, non sappiamo neanche noi cosa ci manca, perché gli chiedono che com'è possibile che il Napoli fa sempre questo. Bella domanda, non lo sappiamo neanche noi, dice Ghulam, ma è un problema nostro da anni. Non riguarda lo staff tecnico, non riguarda la società, quindi scagiona allenatori che si sono alternati in questi anni, no? Gattuso, Spalletti, Ancelotti, eccetera, eccetera. È un problema nostro, di noi, di giocatori, da anni. Perché ragazzi, questi siamo. Stavo ragionando con Antox, altro amico che lavora per il Caffè Napoli 1926. Dice, ma se tu all'Inter togli Dzeko, togli Skriniar, togli Brozovic e togli Çalhanoğlu, riescono a fare tutti questi punti anche loro? La mia riflessione è, secondo me l'Inter, gli togli questi 4, ne stecca una, poi si riorganizza in qualche modo fa. Ma questa è una mia impressione. Quello che però è certo è che probabilmente uno Skriniar e un Brozovic, che non si fanno male praticamente mai, sono più importanti di un Koulibaly e di un Fabian, proprio perché non si fanno male mai, sono più top. Sappiamo che Koulibaly è più forte di Skriniar, non c'è dubbio. Sappiamo che in potenziale probabilmente Fabian è più forte di Brozovic, ma se ogni tanto Koulibaly troppo spesso ti viene meno per infortunio, gioca troppo, tutto va bene, ma se ti viene bene per infortunio, Ramos mai. Adesso a fine carriera, ma ha giocato sempre. Messi non si infortuna mai. Lewandowski non si infortuna. Cioè, anche il non infortunarsi fa parte dell'essere top player. Brozovic non si infortuna mai. Benissimo. È più top di un altro che si infortuna spesso.
propensione agli infortuni, sfortuna, anche quella, anche la fortuna fa parte del top player, che cosa vi credete? Insomma ragazzi, questa è la riflessione iniziale. Voi potete dire cosa ne pensate di Spalletti, perché mi è sembrato molto abbattuto, mi è sembrato triste, mi è sembrato spento, veramente è difficile da decifrare, poche parole, quindi veramente poco. Le parole di Ghulam sono sibilline, poi dice io sto bene, il mister sa che sto bene, non ho avuto la possibilità perché non ero in lista nell'Europa League e quindi il mister sa che sto bene, ricominciamo così. Di conseguenza, se lui sta bene o mente, perché mente, ma mente in buona fede, nel senso lui si sente bene abbastanza da poter andare in campo, ma la verità dei fatti ne è un'altra. O altrimenti, se veramente sta bene, il mister lo vede che sta bene, con la Juve stiamo a posto, perché gioca Ghulam con Mario Rui squalificato. Questo lo vedremo. Io ritengo che ancora non sia pronto, ritengo che purtroppo non lo sarà mai più e mi dispiace da morire per il ragazzo prima e poi per il giocatore che era straordinario. Però staremo a vedere, il Napoli fa sempre questo. Se ci illude, fa una grande prestazione, possiamo battere tutti, con tutti, anche con le riserve eccetera eccetera, e poi vieni meno con squadre che vengono veramente in casa tua giusto perché ci devono venire e speriamo che facciamo 0-0 e invece se ne tornano pure con 3 punti fatti da noi stessi medesimi. È un po' triste tutto ciò, ma voi vi guardate le canzoni di 1 minuto di Angioletto e vi fate una risata. Dopodiché tra qualche ora uscirà l'approfondimento tattico, perché io non mi fermo qui. È troppo poco parlare a livello di psicologia, di fragili mentalmente. Approfondimento tattico tra qualche ora, dai, perché abbiamo tempo a disposizione. Adesso ci sono le vacanze intossicate, dove non saprò di cosa parlare. Si parlerà di mercato probabilmente. Da New York Valerio Fluido è tutto. Avete dimenticato i like? Fatelo per me, che ho comprato la telecamera che vi guardo dentro all'anima. Dai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.